Gaza. Lo conflitto provoca disperazione e morte tra le cittadine. Crocetta Re 1. L'autonomia applicamola tutta. Informatica. Un'applicazione per YouTube, un picciotto siciliano vince $100.000. Pallone. Lo Palermo perde a Bologna finendo la partita con 8 giocatori. Ve le dico a tutti. Striscia di Gaza. Lo conflitto tra l'Oriente Medio oramai va avanti di diversi giorni e assai furono le missili tirate in all'aria che seminarono distruzioni e che ammazzarono a quasi 100 cristiani. A contrastarsi tra la striscia di Gaza sono per una banna lo Stato di Israele che volesse impossessarsi di questo territorio e per l'altra banna l'organizzazione islamica di Hamas che di fatto lo controlla. Diverse voci si assicurano e parlano di un periodo di tregua, con la mediazione dello presidente egiziano Morsi. Ma in tale mentre a fare le spese sono i poveri cristiani che morono sotto i bombardamenti delle due fazioni in guerra. Lo giorno 18 di novembre, il presidente della regione siciliana, Rosario Crocetta, ospite della trasmissione di Re 1 L'Arena, disse che l'autonomia siciliana si avesse applicare completamente. Crocetta pronunciò queste parole per rispondere all'europarlamentare Matteo Salvini della Lega Nord, che diceva che la Lombardia si tiene solo il 30% delle tasse pagate dei suoi cittadini e l'altro denaro vanno allo sud che si le mangia per campare alle dipendenti inutili. Il presidente siciliano però specificava che ci sono ditte che travagliano e intossicano in Sicilia, che secondo lo Stato siciliano avessero a pagare le tasse alla Sicilia e invece le pagano alla Lombardia, ogni anno la sua sede legale. Assai commenti d'apprezzamento ci furono tra la rete picchista e altre dichiarazioni dello presidente, ma alcuni siciliani si domandano se i partiti che l'appoggiarono sono d'accordo con le buone intenzioni di Crocetta, perché in tale passato non fecero niente per l'applicazione dello Statuto Speciale siciliano. Un picciotto siciliano di 19 anni vince un premio di $100.000 da un concorso della Samsung con un'applicazione per telefonini e tablet che usano la piattaforma Android che serve a scaricare video di YouTube. Il suo nome è Andrea Giarrizzo, nasce a Vittoria ma vive a Carrapipi e frequenta la facoltà di informatica dell'Università di Catania. La sua applicazione YouTube Downloader è la più scaricata negli Stati Uniti d'America, in Linea e in Italia, e così oltre allo premio del concorso ogni giorno guadagna $240. Andrea Giarrizzo ha cominciato a dedicarsi a queste cose stimolato dalla sua professora, in particolare del professore Raffaele Amuso. Quali furono le reazioni di Andrea quando venne a sapere di suo successo? Su cosa va a fare per ottenere questi risultati? Che possibilità di lavoro ci sono in Sicilia per esperti di informatica? Stu per mondi la domandavo a Andrea e allo professore Amoso, sentiamo che ne dissero. Sicuramente è stata una notizia sbalorditiva, non me lo sarei mai aspettato. È stato fantastico anche sapere di come la notizia è girata in tutta Italia. Sono felicissimo di questo, sia io che il mio professore. Ma in realtà quello che dico io non è tanto la capacità o la conoscenza, ma è tanto la voglia di studiare molto. Studiare a casa, studiare a scuola, studiare all'università e soprattutto non mollare mai e non farsi mai abbattere da questi punti di vista. Questo è quello che almeno raccomando io da giovane studente. Ovviamente c'è bisogno di tanto impegno nel settore. L'informatica è un settore difficile, è in continuo sviluppo, bisogna stare sempre aggiornati. La cosa positiva dei ragazzi, dei giovani, è che hanno delle idee a volte fenomenali, anche se non riescono a realizzarle appieno, cioè nella completezza, nel loro interesse. Quando hai un'idea e riesci a svilupparla, come nel caso di Andrea, sicuramente hai successo. Per quanto riguarda la Sicilia, sicuramente posti di lavoro nel settore informatico non ce n'è moltissimi, nel senso che comunque è meglio andare fuori. Però, visto che comunque in Sicilia ci sono un sacco di geni, si potrebbe sicuramente aprire delle aziende e continuare a sviluppare l'improprio o se ci sono delle buone idee cercare di svilupparle fino in fondo. Saremmo felici se tutti scaricassero le nostre app e le potessero anche vedere. Ora sto anche lavorando per un'applicazione, per la stessa applicazione che YouTube Downloader, sto lavorando per inserirla nel Windows 8, che è il nuovo sistema operativo di Windows, grazie ovviamente al professore sempre che mi sta sempre accanto. Lunedì 19 di novembre, il presidente della regione siciliana, Rosario Crocetta, presentava altri due nuovi assessori della soggiunta. Linda Vanchieri, già funzionario della Confindustria di Caltanissetta, che ha la delega per le attività produttive, e lo magistrato Nicolò Marino, che aveva ricevuto la risposta dell'UCSM per pigliare a costare l'incarico dell'assessorato all'energia.
Croazia, lo 16 di novembre, lo Tribunale di L'Aia liberò dopo 7 anni di carcere i generali della Croazia Ante Gotovina e Mladen Markac, condannati per crimini di guerra. Avevano stato condannati a 24 e 18 anni perché si pensava che questi due generali, entro il 1995, volevano puliziare il territorio della Croazia di razza serba. A Zagabria si fa festa per questa sentenza, a Belgrado invece il primo ministro domanda al Tribunale di L'Aia come appare per l'amministrazione di chiostati di 2000 cristiani e soldati serbi e per rendere giustizia alle 250.000 serbi che perderono tutte cose. 19 di novembre è Barack Obama, il primo presidente dell'America, a visitare lo Myanmar con l'intenzione di aiutare e sostenere i cambiamenti politici in corso in tutto il paese dell'Asia. Infatti lo paese, un anno e mezzo fa, decidiò di passare dalla dittatura militare a un governo più democratico e lo presidente arrivò proprio in tale citato baluardo della democrazia, Rangoon, di cui partiò la rivoluzione degli studenti in tale lontano 1988, reprimuta dall'esercito birmano. Obama incontrò magari la femmina a capo dell'opposizione democratica birmana, San Suu Kyi, che per 15 anni arrestò carcerata dalla propria casa, e allo presidente birmano Thein Sein, protagonista dei ricanciamenti politici che si stanno facendo. Lo fine di settimana passato ci furono manifestazioni in tutta l'Europa per protestare per i tagli che stanno sfiancando i popoli e li fanno diventare schiavi della grande finanza. Il 17 di novembre fu la giornata mondiale dello studente, con manifestazioni pure in Italia. Gli studenti protestarono non solo per la scuola e l'università, ma magari per la ricerca e l'economia tutta. In Palermo e in altre città le poliziotti dettero lignate agli studenti che manifestavano e il ministro Cancellieri avviò indagini per capire se in questi giorni ci furono violazioni della legge. Lo fatturato dell'industria italiana a settembre ha un calamento dello 4,2%. Lo dice l'Istat, aggiungendo pure che annualmente arrivò allo 5,4%. Questo non è un calamento consecutivo e lo mercato interno è peggio di quello estero. Benedica a tutti, palloni, Serie A. La settimana prima di Luderbi, le due squadre siciliani appero risultati opposti. Lo Catania vince in casa contro lo Chievo per 2-1, con Almiron che fece tutti e due i riti. Lo Palermo perdì fuori casa a Bologna per 3-0, finendo la partita con solo 8 giocatori, per l'espulsione di Uicani, Barreto e Labrin. Palloni, Lega Pro, prima divisione. Domenica 18 lo Trapani vinceva con lo chiaro risultato di 4-0 in casa contro lo Sud Tirol. Madonia segnò 2 riti e l'altri 2 li fecero Abate e Docente. Li tirolesi di lo 33esimo di lo primo tempo arrestarono con 10 uomini per l'espulsione di lo portiere Marcone. Pallacanestro, Lega 2. Prima vittoria per lo Capodorlanno, che batté domenica 18 l'Uiesi fuori casa per 83-78. Lo ritorno di Pozzecco, stavolta come allenatori, portava buono la squadra di lo presidente Sindoni. Vincì pure lo Barcellona in casa, 91-84 contro l'Imola. Questo è tutto questa settimana. Ci vediamo il prossimo venerdì. Salutiamo!